ritrovati sulla diretta Facebook, al microfono Matteo Santi per raccontarvi la 13ª giornata del campionato di Serie A Planet Win 365 Lazio contro Pesaro, squadre che hanno fatto da qualche istante il loro ingresso sul terreno di gioco. Sarà la formazione rossiniana a dare il via contro il Portogallo e questa sera alle ore 21 attenzione alla conclusione di Boaventura sul rimpallo di Lion, il palo su Sceleschi, l'ex giocatore dell'Augusta in disempegno, errato Tony Dandel, conclusione Lion, la parata, Bisigno, il tapin alto, Pesaro che è partito col piede pigiato sull'acceleratore, in corsa di Jetson che poi va via, la palla per Daniele Chilelli, addosso in barriera a Felipe Manfroi, il pallone direttamente sul fondo con Lion che lo rimette lungo, dormita del Pesaro, Varela cerca il tocco sotto sull'uscita di Micoli. Attenzione a Manfroi, con l'esterno mette dentro, una grandissima palla. Va Alex Augusta, pallone recuperato, prova ad andare Cesaroni, corto da Manfroi, parte a tutta velocità Manfroi, occhio a Manfroi, allarga per Tres, sul secondo palo mette dentro, chiude Sceleschi, poi Giorginio, attaccato Varela, l'1 contro 1 da prendersi con Cesaroni, siamo già dall'altra parte del campo, le finte di Varela che si accentra e calcia, Micoli, gran riflesso, va da Sceleschi, attaccato da Cesaroni che rischia di rubare palla senza coperture, si lancia Tres solo contro Lion che va la parata, ancora Tres fuori da Cesaroni, il mancino, il palo, il secondo del Pesaro vicino al gol del vantaggio per la seconda volta, che controlla il pallone, studia il piazzamento dei compagni, chiude centralmente Cesaroni che rischia la deviazione, ora viene servito Cesaroni, Lion rimedia al suo stesso errore, Biscossi per Chilelli in avanti cercando Jetson, di testa Asensio, ruba palla a Biciac, break di Biciac, 3 contro 3, Biscossi mette dentro sul secondo palo da Jetson, la più grande occasione per la Lazio sulla quale chiude Marco Boaventura, appropriato Giorginio, raddoppiato Marcelinho, ruba palla Bisigno, è solo contro Lion, prende la mira, poi scivolata Varela, tocca col corpo non con la mano, si lancia Lion, in parallelo il pallone per Giorginio, Giorginio sull'uscita di Micoli, chiude Manfroi, Giorginio tiene vivo il pallone, cerca il tocco sotto, chiude ancora Micoli, siamo già dall'altra parte, spinge Bisigno con l'esterno per Manfroi, Manfroi calcia in porta, in bugger Lion, rimessa laterale, momento divertentissimo di questo primo tempo. Parte Marcelinho, corto da Manfroi, cambio di lato, Boaventura! Chilelli sul punto di battuta, vediamo un po'. Sul secondo palo Jetson da mezzo metro, prima sbaglia e poi corregge, la Lazio è in vantaggio al Pala Gems, 1-0, Alexandre Jetson. 2 minuti fa il vantaggio firmato da Jetson, pallone in banda per Sceleschi, è buono, Sceleschi si accentra di punta, gran conclusione e altrettanto grande la risposta di Peppe Micoli. Biciac, pallone per Varela, aggancio di petto dello spagnolo, dentro per Giorginio, uscita di Micoli, è rimasto giù Varela, gioca il Pesaro, Bisigno, cambio di lato per Marcelinho che con un grandissimo gesto di fair play butta il pallone fuori. Avanza il numero 2, il pallone largo per Biciac che lo tiene in campo, si mette spalle alla porta contro Bisigno, ricomincia dietro da Giorginio, danza sul pallone Giorginio, le finte su Marcelinho, no look davanti per Tiziano Chilelli, va rimorchio Giorginio, eccolo servito il destro, è sul fondo, mancino, attento Micoli, poi Cesaroni, uscita pressing del Pesaro che si rigetta in avanti, Manfroi, Lion, punta Marcelinho, le pinte di Varela che perde palla, occhio a Marcelinho, addosso però Lion, ancora Marcelinho, Bisigno, pareggia il Pesaro con Bisigno per Manfroi, che bomba di Manfroi. Sceleschi si libera sul destro, la conclusione sulla sirena, para Micoli all'intervallo 1-1. Lion per Giorginio, una buona situazione, si accentra Giorginio e Jetson non riesce nella deviazione sotto porta. Chilelli dall'angolo, fuori per il destro secco di Lion! Il quinto gol in campionato di Lion Sacoman de Freitas. La Lazio mette la testa avanti per la seconda volta nell'incontro. Mette giù Titto, mezzo alle linee, bella palla, Giorginio, spezza il raddoppio, Giorginio! Il primo gol con la maglia della Lazio di Giorginio, ha messo a sedere Peppe Micoli e ha trovato il gol del 3-1, allunga sul massimo vantaggio la Lazio, Jorge Enrique Giorginio, ne salta 2, Chilelli a chiudere, il rimpallo favorisce Tony Dandel, in banda, ricomincia dietro da Manfroi, chiude Chilelli su di lui, in buca Manfroi per Cesaroni, fuori da Marcelinho, Lion direttamente il Pesaro perché la punizione è in diretta, dunque di seconda
parte la rincorsa di Manfroi che suona all'indietro per Boventura, Lion a croce giù, ancora Manfroi che ripropone in avanti di Cesaroni. Tres per Bisigno contro Scossi, il tunnel di Bisigno che passa sul secondo palo, Boventura spalle la porta, recupera palla alla Lazio, Biciak per Sceleschi, altra ripartenza del Pesaro, 3 contro 1, Bisigno, Boventura ha chiuso Giorginio e poi rimpallo su Boventura, Marceligno per Bisigno, il controllo, Bisigno in angolo, Marceligno, grande giocata, fuori da Boventura, Lion terzi in partita, rientra Bisigno, cambio di lato, Tony Dandel, la finta, Tony Dandel, Bisigno, occhio per Boventura sulla riga di porta, salva Jetson che lo ha rimontato all'ultimo istante, batte veloce per Manfroi sotto la traversa, il siluro di Felipe Manfroi rimette in partita il Pesaro 2-3. Giorginio ruba palla, occhio che solo Giorginio contro Micoli, gli spara addosso, arriva Jetson, Micoli, ancora Giorginio, poi Cesaroni, il pallone sul fondo. Boventura in angolo da Cesarone, di ritorno da Boventura, recupera palla alla Lazio, ne nasce un 2 contro 1, può spingere Varela, Varela per Giorginio, Giorginio per Varela sul fondo che ha spazio per andare, non sale su di lui Manfroi, sbaglia Lion, Tres per Manfroi che è solo, Manfroi si è divorato il gol del pari, si allarga da Manfroi, controllo difettoso, Manfroi fino in fondo mette dentro, Lion controlla, cerca spazio per calciare, lo fa Lion, cerca la doppietta, il pallone sul fondo, prova a ragionare, largo per Boventura, Lion ora prova ad adattare 1-2-1, Marceligno in angolo, Cesaroni sul secondo palo, Lion con la porta vuota, Lion, il pallone fuori, questa era una chance clamorosa non sfruttata da Lion per il gol che avrebbe chiuso di fatto la partita. Dopo aver cominciato 2-2, Bisigno in angolo per Boventura, Lion alla terza opzione per segnare, Lion ha un altro déjà vu, un'altra doppietta per Lion Sacomon de Freitas, la Lazio è sul 4-2, la terza doppietta in campionato del numero 2, lo fa a lungo, tutti in aria, Bisigno salta di testa, riesce anche a evitare il calcio d'angolo. Attenzione a Giorginio che ruba palla e chiude la partita a 1 minuto dalla fine, 5-2 la doppietta anche di Giorginio. Sono veramente un'impresa, occhio in angolo, Bisigno, fuori pallone, Tres, mamma mia Lion, che parata! Manfroi, Marceligno, l'ultimo tiro della partita di Marceligno, si spegne sul fondo, game 7 match, la Lazio batte 5-2. Il Pesaro nell'ultima giornata del girone di andata torna a vincere la squadra di Ciccio Angelini un mese dopo l'ultimo successo in casa col Cisternino, minimo comune denominatore, l'ennesima doppietta di Lion che quando fa 2 gol la Lazio vince sempre.